Torna l'incubo acqua alta a Venezia. Stamattina la marea si è fermata a 144 centimetri, era previsto 1,5 metri, marea eccezionale che ha coperto il suolo della città lagunare per il 60%. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pederobba, operaio precipita da un ponteggio alto 5 metri, l'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. In corso a Palazzo Balbi il tradizionale appuntamento prenatalizio del governatore Zaia per tracciare il bilancio del 2019 e stasera a Ringhi il presidente della regione sarà ospite. Ore di attesa per le 24 famiglie evacuate venerdì notte dalle loro abitazioni per il luogo divampato nel condominio, in corso il sopralluogo per sapere se qualcuno potrà rientrare in casa per Natale. Contro i vincoli imposti da Roma alle terre alte di Bellunese nasce un comitato, non staremo a guardare, dicono i sindaci di Comelico Superiore ed Auronzo. Hanno tagliato il gommone in più parti danneggiandolo e facendolo sgonfiare. I vandali hanno colpito il presepe allestito dalla parrocchia di Sant'Ambrogio a Tre Baseleghe. Tra i luoghi di Venezia colpiti dall'acqua alta di novembre ci sono anche alcuni locali dell'Archivio Museo dei Profughi Dalmati a Castello, uno dei tanti tesori nascosti di Venezia. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'acqua alta torna a Venezia, l'incubo. Questa mattina la marea si è fermata a 144 centimetri, era previsto 1,5 metri, sott'acqua il 60% della città. Ma ci aggiorna al telefono da Venezia Filippo Fois. Buongiorno. Buongiorno da Venezia, che anche questa mattina si è svegliata sotto l'acqua alta in diversi, dopo l'ondata eccezionale che si era registrata a novembre. Avevano pensato che almeno per quest'anno non si sarebbero più verificati fenomeni analoghi, e invece questa mattina il picco di acqua alta ha raggiunto 1,44 m, l'apice è stato toccato alle 9,45 di mattina, un po' meno rispetto a quanto era stato originariamente previsto. Le previsioni parlavano di 1,5 m, ma comunque sufficiente a creare parecchi disagi a Venezia. Ricordiamo che una previsione di un'acqua alta di 1,40 m è ritenuta molto sostenuta, o perlomeno lo era fino all'anno scorso, perché quest'anno oramai è già capitato diverse volte, in completa controtendenza con lo storico della città, in cui due acque alte superiori al 1,40 m nello stesso anno si erano verificate una sola volta in quasi tutto il secolo. In molti comunque si erano attrezzati, soprattutto i negozi, e i danni sono stati molto più contenuti, perché oramai tutti sanno che devono fare i conti con questo genere di fenomeni. Con questo però da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Ecco, grazie a Filippo Fois. Noi continuiamo con la cronaca. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pederobba. Un operaio di 42 anni, originario della provincia di Brescia, è precipitato da un ponteggio nel cantiere edile del Nuovo Tosano sulla Feltrina, appunto a Pederobba. Un volo di 5 metri, l'uomo è piombato al suolo, ha riportato gravi ferite. Subito soccorso, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli ispettori dello Spisal. È stato un fine settimana, quello appena trascorso, caratterizzato da svariati incidenti. Il traffico era sostenuto, naturalmente, molte le auto in circolazione per le ultime spese natalizie. In provincia di Treviso svariati incidenti, appunto ferito seriamente un 47enne. Sentiamo. 2 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Nella Marca è stato un altro fine settimana di incidenti, il più serio dei quali a Montebelluna ieri sera intorno alle 20, lungo via Feltrina Sud, dove 2 auto si sono scontrate frontalmente. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dagli abitacoli, chiudendo temporaneamente la strada il tempo di soccorrere le persone coinvolte e rimuovere i mezzi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale a Montebelluna.
Con l'intenso traffico della domenica prima di Natale si sono formate anche code e rallentamenti. Poco prima, alle 19, a Colle Umberto paura ma nessun ferito per l'incendio di un'auto in via Morosini. Altri 2 incidenti si sono verificati sabato sera ad Altivole e ieri pomeriggio a Castello di Godego, dove intorno alle 15 in via Postumia si sono scontrati un'auto e una moto. La peggio l'ha avuta il Centauro, trasportato in ospedale. Ed ora andiamo a Venezia, in corso a Palazzo Balbi il tradizionale appuntamento prenatalizio del governatore Zaia e della giunta regionale per tracciare un bilancio del 2019. Ci aggiorna al telefono Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. È iniziata con il video che lancia le prossime Olimpiadi di Cortina e Milano, seguito dalle immagini delle colline UNESCO, il saluto di fine anno del presidente Zaia che sta proseguendo in questi minuti a Palazzo Balbi a Venezia. Tanti punti toccati dal governatore del Veneto nel bilancio di questo 2019 che si chiude dal post-Vaia all'autonomia, passando appunto per le 2 importanti affermazioni del Veneto come le Olimpiadi di Cortina e l'entrata delle colline del Prosecco nel patrimonio UNESCO. Toccati gli interventi sulla sanità ma anche l'attenzione al lavoro con i casi Wemboe e Safilo nel Bellunese. Veneto motore produttivo, ha detto il presidente Zaia, del paese e prima regione turistica con ancora ampi margini di crescita. Poi un accenno alla devastazione dell'acqua alta a Venezia, che anche oggi ha dato ironicamente il benvenuto a chi raggiungeva la sede della giunta regionale. La conferenza è ancora in corso, il presidente Zaia sta parlando di fronte a giunta e consiglio regionale, ai direttori generali delle USL e ad altre autorità del Veneto. Come dicevo, la conferenza è ancora in corso, maggiori particolari nelle edizioni dei telegiornali della sera. E da Palazzo Balbi è tutto, linea allo studio. Grazie. E il governatore Zaia sarà ospite questa sera di Ferdinando Avarino a Ring, in onda a partire dalle 21:15, dall'autonomia alla sanità alla situazione politica, molti temi che verranno affrontati nel corso della puntata speciale di questa sera con un bilancio di fine anno da parte del presidente della regione del Veneto. Ed ancora cronaca, è in corso da questa mattina il sopralluogo al condominio di Gorgo al Monticano, nel quale la sera di venerdì è scoppiato un furioso incendio costringendo all'evacuazione 24 famiglie. Il sindaco Giannina Covre, i tecnici comunali, i vigili del fuoco stanno verificando l'agibilità almeno in parte degli alloggi, così da consentire eventualmente ad alcune famiglie di rientrare in casa per il Natale, ma la situazione non è facile. 2 delle 3 mansarde, essendo bruciato il tetto, sono completamente distrutte e l'acqua, sia quella della pioggia sia quella ovviamente dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio, hanno gravemente danneggiato anche altri locali, tanto che in comune si stanno cercando appartamenti disponibili per ospitare gli sfollati ed alcuni privati si sono già fatti avanti mettendo a disposizione degli alloggi per queste famiglie che appunto a causa dell'incendio sono state costrette a lasciare il proprio appartamento. E a proposito di appartamenti e abitazioni, torniamo ora a parlare di IMU per le case popolari, IMU reintrodotta dalla legge di bilancio. Preoccupato anche il SUNIA, il sindacato degli inquilini. Noi siamo molto preoccupati dal momento che anche dal punto di vista legislativo non c'è proprio chiarezza, cioè quasi il legislatore non sappia che cosa sono le case popolari. Alloggi popolari equiparati alle seconde case, soggetti quindi al pagamento dell'IMU che ricade sull'ente proprietario dell'immobile, quindi l'ATER o gli IACP. Lo prevede la legge di bilancio 2020 che, salvo modifiche dell'ultimo minuto, non riconosce le case popolari come alloggi sociali. Anche al SUNIA, il sindacato degli inquilini, c'è preoccupazione perché la reintroduzione della tassa avrebbe ripercussioni pesanti soprattutto sulle manutenzioni degli alloggi popolari. È incredibile appunto che lo Stato attraverso l'IMU tassi se stesso. Quindi mi viene da pensare appunto che chi scrive le leggi, il legislatore, non abbia proprio idea di che cosa sia l'edilizia popolare e di come questa viene mantenuta e viene appunto sovvenzionata, nel senso praticamente zero, dal momento che sono anni che ci sono pochissime sovvenzioni per l'edilizia popolare
e che quindi naturalmente la manutenzione, non dico la costruzione, ma la manutenzione sta andando naturalmente sempre a diminuire a grave discapito naturalmente degli assegnatari. Meno code ai caselli e più benefici per ambiente e sicurezza stradale. Con questi obiettivi Concessioni Autostradali Venete lancia l'offerta di Natale, un anno di abbonamento Telepass gratuito riservato agli automobilisti residenti nelle province di Venezia, Padova e Treviso, che sceglieranno di dotarsi del dispositivo. Un incentivo possibile grazie all'accordo tra Telepass SPA e la società concessionaria che si accollerà ai costi dell'operazione, volto a migliorare la fluidità del traffico, in particolare attorno al nodo di Mestre, il passante, la A57 e la tangenziale, attraversati ogni giorno da decine di migliaia di veicoli. Chi aderirà all'iniziativa dal 7 di gennaio al 31 di marzo del prossimo anno avrà diritto per 12 mesi all'azzeramento del canone di contratto Telepass. Family pagherà quindi ovviamente soltanto il pedaggio autostradale dovuto senza code ai caselli. Contro i vincoli imposti da Roma, le terre alte del Bellunese annunciano battaglia. Non staremo a guardare, dicono i sindaci di Comelico Superiore ed Auronzo. La zona del Comelico di Auronzo non è una riserva e non lo può diventare. Si alza la protesta nelle terre alte dopo l'imposizione d'imperio dei vincoli ambientali che rischiano di mettere una pietra tombale sullo sviluppo di un'area che ha ancora tanto da dire. Credo che proprio l'impostazione del vincolo sia un'impostazione troppo rigida che va assolutamente cambiata. Stiamo facendo dei ragionamenti sia a livello di comprensorio, quindi della Valle del Comelico, che con Auronzo, che con la regione, con la provincia, per cercare di capire quali sono i metodi migliori per poter mitigare e cambiare drasticamente questo tipo di vincolo. Nel pomeriggio in Comelico si è svolta un'assemblea mirata alla costituzione di un comitato popolare istituzionale, perché è chiaro che dalla provincia di Belluno questa volta non c'è alcuna volontà di continuare a tenere chinato il capo a Roma. Ritengo gravissimo che questi vincoli siano stati imposti ai 6 comuni senza averli mai condivisi né con le amministrazioni comunali, con la cittadinanza, quindi imposti da Roma e da Venezia, dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali, dal Ministero dei Beni Culturali, da persone che non conoscono assolutamente cosa significhi vivere in montagna 365 giorni all'anno. Ciò che forse non è mai stato chiaro alla pianura, così come nei palazzi romani del potere, è cosa significhi vivere in montagna. Quella bellunese, 10 anni fa insignita del massimo riconoscimento tributato da UNESCO, non può essere considerato l'ultimo avamposto dello stivale, perché chi ha scelto di viverci in montagna l'ha fatto per amore delle proprie radici. A questo punto l'unica soluzione sia quella del ricorso. Stiamo valutando, non abbiamo ancora deciso, come ha già fatto la Regione invece, di ricorrere sicuramente, però credo che per quanto mi riguarda la soluzione sia unica, quella per cercare veramente di modificarlo in maniera sostanziale. È in programma un confronto sia con la Regione del Veneto sia con la provincia di Belluno per capire come agire coordinandoci tutti insieme, perché l'azione deve essere naturalmente sinergica e deve essere molto, molto forte. Vandali in azione a Trebaseleghe, preso di mira il presepe sul gommone realizzato dalla parrocchia di Sant'Ambrogio. Hanno tagliato il gommone in più parti, danneggiandolo e facendolo sgonfiare. I vandali hanno infierito sul presepe allestito dalla parrocchia di Sant'Ambrogio a Trebaseleghe, una natività riprodotta su un gommone posizionato nel piazzale dell'asilo per richiamare i valori dell'accoglienza, soprattutto durante il Natale. La scelta del presepe sul gommone aveva diviso nei giorni scorsi il paese dell'Alta Padovana tra favorevoli e contrari, ma mai i parrocchiani si sarebbero aspettati un tale atto vandalico. La notizia del danneggiamento è stata data durante la messa della domenica dal presidente del Consiglio pastorale, che ne aveva approvato la realizzazione. Il parroco invece ha voluto ribadire come il presepe rappresenti tutte le situazioni di necessità che ci sono e non solo quella dei migranti. Dispiace dunque che il messaggio non sia stato compreso oppure sia stato frainteso. E Natale movimentato in centro a Treviso. I negozianti invitano i cittadini a visitare il centro e a comprare trevigiano per questi ultimi acquisti in vista del Natale. Bisogna che comprino a Treviso e dobbiamo fare di tutto perché vengano in centro storico, questo è il nostro obiettivo.
È per quello che l'abbiamo preparato bene con le luci natalizie, con tutto quello che serve per creare il clima di calore di Natale. Hanno anche aggiunto tantissime attività, mercatini, la mostra dei presepi e comunque la sera c'è musica, quindi è comunque una bella atmosfera, ma anche solo per un aperitivo i negozi rimangono aperti di più e si può comunque cogliere l'occasione per prendere gli ultimi pensierini. Ci sono parcheggi appena fuori mura, c'è comunque la possibilità di venire in centro, il centro lo si gira in 10 minuti a piedi, quindi siamo facilmente raggiungibili. Aspettiamo tutti i trevigiani a braccia aperte. Il migliore spot arriva da loro, dai commercianti di Calmaggiore, in questi giorni ben movimentata, complici anche i turisti sempre attratti dal Made in Italy. In Brasile costa meglio. Meno, manco non so come si dice tanto. Prematuro fare bilanci, ma le impressioni sotto i portici sembrano positive. C'è movimento, sì, l'importante è che il tempo regga, quello è molto importante. Se sono giornate che non piove c'è movimento, si lavora. Noi abbiamo la nostra clientela affezionata che non ci tradisce, quindi siamo fiduciosi. Adesso, come adesso, negli ultimi giorni iniziamo proprio che apriamo con la gente già fuori che aspetta, non tanto come l'anno scorso, però comunque è un gran traguardo rispetto alle settimane scorse. Alla fine l'appello è forte e chiaro. Venite in centro perché il centro è bellissimo, vi fate un bel giro, vedete tutta la città preparata per il Natale e soprattutto trovate negozi di una certa qualità, che sa consigliarvi bene per gli acquisti, e quindi venite a fare un giro in centro Treviso e comprate a Trevigiano. E il clima è quello giusto, sempre di festa. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. E rieccoci in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Importante appuntamento ieri per i montebellunesi. Dopo anni di abbandono ha riaperto la storica barchessa di Parco Manin. Finalmente si sono conclusi i lavori di restauro della barchessa Manin all'interno dell'omonimo parco ed è una grande restituzione alla città. È uno degli edifici pubblici che hanno fatto la storia recente di Montebelluna. Barchessa Manin, dall'omonimo parco cittadino, è stata da sempre il punto di riferimento per incontri ed associazioni. Poi gli anni dell'oblio, con il degrado generale che stava coinvolgendo anche il parco attorno, con l'aumento della microcriminalità, dello spaccio, della presenza a tutte le ore di balordi e sbandati a ridosso dello storico edificio. L'elemento vero di degrado purtroppo era proprio lo stato di incuria in cui si trovava la barchessa Manin, la barchessa del parco Manin. Oggi abbiamo la possibilità di mostrare ai cittadini come si può recuperare un immobile a uso pubblico con grande dignità sul piano del restauro e della riqualificazione architettonica. Domenica l'inaugurazione della barchessa rinnovata nella struttura e nell'utilizzo. Si tratta di uno spazio che ospiterà un ristorante, una bottega dei prodotti tipici del territorio e anche offrirà i modi, gli spazi per organizzare mostre e convegni. Restituita la barchessa alla città, ora si punta ad un nuovo obiettivo. La nuova sfida è quella di dare un teatro alla città, l'ultimo ha chiuso i battenti 50 anni fa e grazie a un contributo speciale di Banca Intesa San Paolo raggiungeremo questo obiettivo. Sorgerà al posto dell'attuale ex pretura. E torniamo ora a Venezia perché tra i tanti luoghi colpiti dall'acqua alta eccezionale dello scorso 12 novembre c'è anche l'archivio museo dei profughi dalmati a Castello, uno dei tanti tesori nascosti di Venezia. Vediamo. Un portasigarette in argento e un fermacravatta in oro, entrambi con lo stemma della Corona d'Austria. L'arciduca Francesco Ferdinando li donò al capitano Agostino Benzoni, comandante del Panfilo della Finanza, che lo portò a Ragusa, prima di proseguire con la moglie Sofia per Sarajevo, dove furono entrambi uccisi il 29 giugno 1914, un assassinio che diede di fatto il via alla Prima Guerra Mondiale. Entrambi gli oggetti sono sotto un'enorme abiura di Galileo Galilei davanti al Tribunale della Sacra Inquisizione, dipinto dal pittore zaratino Giovanni Squarcina negli anni 60 del 1800. Dove siamo? A Venezia,
nell'archivio museo della Scuola Dalmata. Qui vengono raccolte tutte le carte relative alla Dalmazia, sia dei tempi storici dei veneziani, sia dei tempi soprattutto del dopoguerra. I nostri conterranei, io sono nativo di Zara, alla fine della seconda guerra mondiale o nel periodo della guerra siamo dovuti scappare e fuggire perché la permanenza in quelle terre era problematica proprio per la vita. Anche questi locali, come la storica e vicina sede quattrocentesca dei Santi Giorgio e Trifona, è stata colpita dall'eccezionale acqua alta di novembre e alcune di queste memorie sono disposte ora ad asciugare, ma sono una piccola parte rispetto ai tesori, piccoli o grandi, che si trovano qui. Abbiamo una biblioteca di circa più di 14.000 volumi catalogati, abbiamo pubblicazioni di giornali, di libri, abbiamo un patrimonio che è unico perché è legato dall'unicità di certi testi e anche dal fatto che è raccolto con passione. Raccolta con passione, come la mano della statua in bronzo di Niccolò Tommaseo, che per circa 50 anni campeggiò nella piazza principale di Sebenico, salvata dalla distruzione del resto del monumento ad opera delle truppe jugoslave il 25 maggio 1945. Nel Padovano ora grande successo per l'ultima edizione di Canta Natale. In 4.000 hanno preso parte al grande coro per i bimbi in pediatria. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Riparati da ombrelli colorati e da berretti di Babbo Natale, migliaia domenica mattina hanno partecipato al Canta Natale, l'evento solidale nato per portare un sorriso ai piccoli pazienti della pediatria. Nonostante la pioggia battente, in 4.000 si sono dati appuntamento in Prato della Valle per poi incamminarsi fin sotto le finestre dei reparti della pediatria, dove in coro hanno intonato Feliz Navidad in una versione riarrangiata dagli organizzatori dell'evento. Tantissimi cittadini, famiglie, bambini, ma anche i volti noti delle istituzioni, in prima fila il sindaco Giordani, anche lui con l'immancabile cappello di Babbo Natale, e poi l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor. Tanti bambini ricoverati che si sono affacciati dalle finestre felici di ascoltare un coro tutto per loro. Ad emozionarli ancora di più l'arrivo a sorpresa dei supereroi acrobatici che si sono arrampicati sulle pareti della pediatria. Ora, per il prossimo Natale, i bambini malati attendono il regalo più importante, l'avvio del cantiere della nuova pediatria. E c'è un veneziano, Riccardo Povoleri, che ogni anno trascorre il giorno di Natale in ospedale per portare un piccolo presente, un piccolo dono a tutti i ricoverati. Vediamo. Vado dentro l'ospedale e vado dentro le stanze, li saluto ovviamente augurandogli buon Natale a persone, perché c'è tanta gente che ha veramente bisogno, che la vedi anche abbandonata, che non hanno famiglie, che vanno neanche a trovarli, cioè sono veramente da soli. E allora niente, vado stanza per stanza. Ogni anno, da 31 anni, il giorno di Natale, Riccardo lo trascorre nell'ospedale di Mestre per portare caramelle a ogni malato. Dalle 9 alle 17 circa, in ogni reparto, infettivi esclusi, entra per lasciare una dolcezza e portare un sorriso, grazie ad una generosa rete di solidarietà. Caramelle offerte dai vari commercianti di Venezia, di Mestre, di Mogliano, chi più chi meno, di Preganziol. Vari supermercati, le varie pasticcerie che ci offrono caramelle collaborano tutti, e io vorrei ringraziare per questo tutti i commercianti di Mestre e Venezia che sono stati sempre disponibili. Quest'anno addirittura ero andato in Campo San Polo dai miei amici che hanno la tabaccheria, mi hanno detto dai vieni giù a Venezia, vieni giù come tutti gli anni che hai la tradizione, e addirittura io gli ho detto su una pasticceria. Sinceramente non sarei neanche venuto perché avete avuto il problema anche voi dell'acqua alta. Ho detto mi dispiace moltissimo, da veneziano so cosa vuol dire questo problema qua dell'acqua alta per i commercianti. Mi ha detto non preoccuparti, detto, quello che possiamo col cuore te lo diamo. Chili e chili di caramelle di ogni tipo. Circa 40-50 kg di caramelle, tutti gli anni lo faccio, su tutti gli anni. Talmente tante da non sapere dove metterle. Il signor Riccardo ci ha fatti entrare proprio nella sua casa per farci vedere che da giorni non riesce a dormire sul letto perché tutte le caramelle che lui donerà il giorno di Natale ai malati nell'ospedale sono sopra il letto. E una volta nel sacco, come Babbo Natale, parte per donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.
E di Natale torneremo a parlare tra pochissimo con ore 13 in diretta per parlare di Natale e delle tradizioni italiane. In studio Marco Bianchi, Babbo Natale, Franco Pasqualetto della Camera di Commercio di Padova e Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasego. Poi vi ricordo ancora questa sera la nostra programmazione dalle 21:15, come ogni lunedì torna Ring, una puntata speciale, quella di oggi, con il governatore Zaia che sarà ospite di Ferdinando Avarino per tracciare un bilancio di questo 2019, di illustrare le azioni in cantiere per il nuovo anno. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con forti venti di maestrale che irrompono sul nostro territorio, tempo comunque decisamente più stabile rispetto al weekend. Vediamo insieme la situazione. Sul Veneto avremo condizioni, come detto, di stabilità con ampio soleggiamento ovunque, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 13 e i 15 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, salvo per occasionali annuvolamenti sulle coste, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso sarà soleggiato su tutti i settori, vedete, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime sui 7 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.